Il Tigullio non molla ed ottiene agevolazioni bancarie per quanti abbiano subito perdite a causa della mareggiata del 29 ottobre 2018. L'ultima conquista del comitato apre una porta anche a tutti coloro che siano stati colpiti indirettamente dall'evento meteorologico. Un negozio che non ha avuto danni diretti, ma che a causa dei danni della mareggiata, dei lavori che si stavano perpetrando nelle varie cittadine, si è visto ridurre il fatturato del 50% o del 30% o del 70%, o persone che sono state licenziate perché le strutture erano danneggiate, hanno avuto un ingente danno che nessuno ha visto né riconosciuto. Per cui noi ci siamo focalizzati anche su questo punto, che era uno dei punti fondamentali. La scintilla che ha aperto questa nuova possibilità è scoccata nell'incontro del 30 gennaio scorso, in cui erano state chiamate a raccolta aziende disponibili ad aiutare persone in difficoltà. L'interessamento di Eraldo Stefano Menconi, esperto del settore, attraverso l'Associazione Bancaria Italiana, ha ottenuto l'aiuto del sistema bancario locale. Qui abbiamo ottenuto nella sostanza che tutti coloro che hanno delle difficoltà a saldare delle rate di rimborso di prestiti pregressi fatti prima della mareggiata, tutte queste persone possono confidare nell'attenzione e nell'aiuto del sistema bancario locale. Così pure coloro che, pur non avendo dei debiti pregressi, necessitano comunque di un finanziamento per far fronte invece agli interventi di ripristino della propria attività, possono confidare adesso in un atteggiamento più benevolo delle banche. Chi avesse necessità può rivolgersi a tutti gli istituti bancari liguri per ottenere un supporto finanziario. In questa misura 1 e 2 vengono pagati sia le attrezzature, i lavori fatti, i materiali, di tutto ciò che però è stato eseguito e pagato entro il 31 dicembre 2019.